Siamo in compagnia del signor Leandro di Cosenza, della provincia di Cosenza. Di Cosenza. Però da tantissimi anni è a Brescia. Sì. E lei che cosa svolge a Brescia? È in pensione, un lavoratore? Niente, sono in È pensione. in pensione. Prima che faceva, signor Leandro? Ero impiegato. Impiegato. Bene, signor Leandro, allora senta, provi a leggere questo proverbio, insomma, questo motto qui. Questo è il Il gana pesa per ogni bus. beh, insomma, bus sono quelli che passano qui, per ogni bus, per il bus. Non è facile. Il Ganapesa per ogni bus, signor Leandro, non è facile perché lei ha insomma le attenuanti di essere non bresciano, però proviamo a spiegarlo. Ha la soluzione per ogni evenienza. Come mi ha stupito il Leandro da Cosenza, stupiteci anche voi, restate qui, tra pochissimo partiamo. Centro anch'io, centro anch'io. Rieccoci qui dopo la nostra simpatica anteprima, pronti per partire con il proverbio di oggi, ma come sempre è un'opera che verrà collocata nella Pinacoteca Tosio Martinengo. Oggi si parla delle 4 stagioni di Antonio Rasio. Parliamo oggi di 4 tele di mano di Antonio Raso, pittore attivo a Brescia, aventi come soggetto le 4 stagioni. La raffigurazione segue il testo delle Metamorfosi di Ovidio, specialmente nell'associazione tra le diverse fasi dell'anno e quelle della vita umana. La primavera e l'estate sono personificate da 2 donne floride e fertili. L'autunno, ancora portatore di frutti, è un uomo maturo, mentre l'inverno è rappresentato da un vecchio piegato dal gelo. Particolare la composizione delle figure, formate dall'assemblaggio fantasioso di frutti e fiori di stagione, alla maniera di Arcimboldo. Lo sfondo invece più naturalistico si deve probabilmente alla collaborazione con un pittore specializzato nell'esecuzione di paesaggi. Oh, adesso andiamo ad iniziare davvero, Che le o che la là, el gana pesa per ogni bus. Vamos! Vuol dire che ha tante toppe. Quindi è messo male. È messo male. La pugliese vuol provare? Se te dà la pacca la pugliese, ragazzi. Per ogni buco c'è una toppa. Posso tradurlo così? Beh, già che non avete detto bus come autobus è già qualcosa, Beh, Ha che ragione. ci fa l'amica pugliese a Brescia? È venuto a trovarmi, compio gli anni oggi. Adesso tutta Brescia lo saprà. Via, che ci facciamo free qualcosa. Andiamo, un bel gelato, una torta, andiamo. Angela, angelo mio. Dimmi tutto, caro. Senti un po', tu come te la cavi col dialetto? Abbastanza bene. Sei di Brescia? Sì. Zona? Sì. E il ganapessa per ogni bus, cara Angela. Cioè? Una scusa per tutto? Sì. Chi? Chi ha le scuse per tutto? È una... Nomi e cognomi. Roberto, ma lei vive in Piazza Loggia, Roberto? No, non vivo in Piazza Loggia, però io sono nato qua praticamente. Abitavo qua qui a Sant'Agata prima. Che bellezza, Roberto. Quindi dopo sono andato ad abitare via, però la mia vita è qua. Il cuore qua, bravo. I miei amici sono qua e quindi vengo qua. Roberto, una cosa bellissima. È il gana pesa per ogni bus, non lei, dico una persona in generale. È il gana pesa per ogni bus, cioè che significa? Vuol dire che ci mettono una pezza per ogni buco che hanno. Cioè in italiano per ogni buco che ha una persona gli mette una pezza, ci mettono una pezza. Ecco, fermiamoci qui perché se iniziamo a contare i nostri buchi poi si sa come inizia, ma... Fanno i buchi, dopo la persona ognuno ha i suoi buchi, tra virgolette. Sì, ce ne sono anche alcuni comuni. Vabbè, a posto, grazie. Renata, cara Renata, bella, giovane, a spasso. Lo sanno i tuoi genitori che sei a spasso da sola? Anche il marito lo sa che sono a spasso da sola. Anche i Anche i figli, sei sposata ai figlioli? Due. Sono bravi? Sì, nella norma, dai. Nella norma, a casa di Norma. Renata, è il gana pesa per ogni bus. Che lì è il gana pesa per ogni bus. Te la cavi col dialetto? Abbastanza. Che significa? Ha una scusa per ogni... Per ogni buco. una pezza per ogni buco, ha una scusa per tutte le cose, non lo so. Conosci gente che ha scuse per qualsiasi cosa? Sì. Non i figli? No, i figli no, sono bravi. Il marito? No, neanche il marito è bravo.
Bene, allora, tra poco ci salutiamo, ma ovviamente vi spieghiamo meglio il proverbio di oggi. El gana pezza per ogni bus, ovvero ha una pezza per ogni buco. Quella persona è talmente abile e capace che riesce a sistemare, ad accomodare qualsiasi situazione, anche la più difficile. Questa è la spiegazione. Ci rivediamo alla prossima, grazie, ciao!